Grazie ancora al Presidente Pestarino e all'Accademia di riceverci qui. Allora, vi presento un attimo questo programma annuale prima di sentire l'intervento del professor Negrino, dicendo che quando abbiamo appunto in pratica dall'oggi al domani dovuto decidere lo spostamento e le date, sapete che noi ci vediamo sempre al giovedì, normalmente il primo giovedì di ogni mese, ma in ottobre, novembre, dicembre le date erano già impegnate, quindi ottobre, novembre, dicembre ci vedremo al martedì e poi da gennaio riprenderemo le nostre conferenze del giovedì. Meglio di così, ecco, non si poteva avere, quindi grazie ancora all'Accademia. Allora, per il programma nostro, come vedete, natura e cultura, che è sempre il tema a cui noi ci riferiamo, perché cerchiamo sempre di tenere insieme vari ambiti culturali. Siamo del Museo di Scienze Naturali, ma ci piace, ecco, affrontare anche temi di altri ambiti culturali, altri ambiti umanistici. Siamo qui a parlare anche con un archeologo, che non è la prima volta che viene da noi. Come vedete, il numero 15, Natura e Cultura numero 15, in realtà abbiamo fatto 2 anni precedenti con un altro titolo, quindi sono 17 anni che facciamo un programma annuale e vedremo per quanti riusciremo a continuare. Questo programma annuale allora mette insieme, dicevo, questi vari ambiti e anche delle uscite sul territorio per conoscere delle realtà che magari sono un po' misconosciute e in cui magari è più difficile che il singolo vada, invece quando si organizzano le gite tutti insieme ci facilitiamo un po' le cose. Allora, con oggi cominciamo come primo incontro la presentazione di Fabio Negrino, rituali funerari e luoghi sacri tra paleolitico e preistoria recente. E non è la prima volta che abbiamo Negrino, altre volte avevamo avuto Magica in sala con noi, che ringrazio ancora, per affrontare queste tematiche, perché l'abbiamo sempre un po' considerata come il punto un po' di contatto tra l'aspetto scientifico e l'aspetto più umanistico, quando passiamo dall'animale all'uomo, all'individuo consapevole. E tra l'altro pensate che il 28 di ottobre proseguiremo un po' su questa tematica di cui io vi sto accennando, con gli intrecci tra l'essere umano e gli altri animali, che faremo all'interno del Festival della Scienza in collaborazione con, propriamente anche con gli accademici. Il sabato 15 novembre avremo la visita alla centrale elettrica Taccagni di Trezzo d'Adda e il villaggio operaio Crespi, quindi il villaggio operaio che è una realtà dell'inizio del Novecento da parte di imprenditori, come c'erano all'epoca imprenditori illuminati, che quindi avevano pensato per gli operai, insomma, una particolare organizzazione. E visiteremo anche la centrale. Il 9 dicembre, siamo soliti a dicembre fare un qualcosa di un po' più leggero, diciamo, e verrà il maestro Trenti a fare un concerto di chitarra e poi organizzeremo un brindisi, vedremo dove, come, insomma, a seguito dell'incontro. Giovedì 8 gennaio parleremo, e vi parlerò io un po' dell'associazione, dell'intreccio dell'associazione del Museo Doria con il Museo Doria, perché ci stiamo avvicinando al centenario. Nel 27 noi faremo il centenario, quindi un po' di preparazione di storia. Ci sono tanti soci nuovi e forse anche quelli vecchi non tutti sanno tante cose, e quindi affronteremo quel tema. Il 22 gennaio andremo a visitare l'impianto di potabilizzazione delle acque di Genova Prato, e anche quello, pensando a quello, vi dicevo, sono cose a cui uno va proprio singolarmente, è un po' difficile che vadano, invece organizzandolo sono delle realtà interessanti e che ci toccano anche da vicino, e forse sarà anche un modo, siamo tutti con le bottigliette, benissimo, però insomma anche l'acqua dell'acquedotto non va male, per carità, le uso anch'io, però giovedì 5 febbraio avremo
una conferenza di Carlo Nichebianchi, che tra l'altro è anche un accademico, che affronterà il tema delle grotte sottomarine. Il giovedì 19 febbraio con la nostra socia andremo a fare una passeggiata in centro storico. Sapete che ha pensato per noi un particolare percorso, quindi sarà anche un po' una sorpresa, ma normalmente ci presenta cose interessanti. Il 5 marzo con Walter Riva, che è già venuto da noi, affronteremo la misura del tempo nei secoli, e il 19 marzo andremo a visitare la Meridiana dell'Università di Genova. Il 9 aprile la fisica è bella e utile. Chi è venuto al CERN ricorderà che abbiamo incontrato Ugo Amaldi, fisico del CERN, e molti di noi ricorderanno i testi Riquez, Amaldi, eccetera, eccetera, di quella famiglia, e l'abbiamo incontrato all'albergo, se vi ricordate chi era con noi. Era stato interessante, aveva promesso di fare un altro incontro, farà un incontro online, ha 91 anni, non lo facciamo muovere da Ginevra per venire a fare una conferenza da noi, però potrà essere interessante perché gli interessa molto evidenziare quelle che sono le ricadute positive di quelle che sono le ricerche che vengono fatte al CERN. Il 7 maggio zanzare e mosche in città con Vannin, anche questo è un tema molto attuale. Il sabato 23 e domenica 24 maggio in gita a Pavia, vedremo Pavia, un po' la Pavia nascosta, un po' meno conosciuta. E poi visiteremo l'oasi naturalistica di Sant'Alessio. Noi abbiniamo sempre vari aspetti culturali. Concluderemo giovedì 4 giugno con storie di frutta e dintorni. Abbiamo i relatori qui in sala e ci parleranno quindi di questi temi molto molto vicini a noi e di cui magari non sempre conosciamo tutti gli aspetti. Il direttore si scusa, ma oggi non riusciva a essere qui, quindi porto a Mario Pesarino e a tutti voi i saluti del direttore, e allora passerei a presentare finalmente il nostro relatore, che ringraziamo per essere qui. All'origine del sacro, alcuni esempi dalla preistoria, dicevamo sarà proprio un tema che in parte potrà essere un po' ripreso dalla conferenza di fine ottobre all'interno del Festival della Scienza, perché proprio intrecci tra l'essere umano e gli altri animali. L'essere umano, che anche esso è un animale, animale culturale si diceva un tempo, e gli altri adesso non più, ma comunque c'è questo intreccio e cerchiamo di andare avanti e di aggiornarci. Fabio Negrino è appunto archeologo, docente di preistoria e protostoria all'Università di Genova, indaga le più antiche tracce della storia umana, e partecipa a vari progetti, anche progetti internazionali, è partecipato agli scavi ai Balzi Rossi, vi ricordate alcuni, abbiamo organizzato alcuni anni fa anche una gita da quelle parti, è autore di numerose pubblicazioni, vari aspetti della preistoria, dalle miniere di Celce della Valle dell'Indo in Pakistan ai siti preistorici dell'Oman alla cava di radiolarite di Valle Lagorara. Quindi spaziamo dalla Liguria in pratica tutto il resto del mondo. Ringrazio Fabio Negrino, finalmente do la parola e grazie molte. Ti ringrazio, sentite, possiamo iniziare, quindi togliamo il programma, così poi posso girare io utilizzando questo, non so se mettermi qua o mettermi di, magari sì. Posso? No, meglio qua, dove preferisco? No, tanto io qua mi metto di qua, tanto perché non volevo, perché mi piace più stare vicino al pubblico, ecco, poi non mi rivolgo a voi via via che guardiamo queste, allora quindi sarà un viaggio che parte dalla natura.
quindi c'entra bene con il Museo della Storia Naturale, perché poi ovviamente l'uomo è un animale, abbiamo detto, si diceva un animale culturale, adesso abbiamo scoperto che anche altri animali hanno cultura, quindi non siamo gli unici a produrre cultura. E anche il problema della coscienza, il problema a cui segue poi il problema di ciò che noi riteniamo essere sacro, oppure anche di questa, diciamo, visione che va oltre la realtà visibile che noi immaginiamo e preconizziamo, avvertiamo, fa parte di un processo evolutivo di cui discuteremo. Allora, non a caso ho messo un paesaggio da film. Questo è Monument Valley negli Stati Uniti, lo avrete visto sicuramente in numerosi film, questo paesaggio. Questa è la foto originale, quella era la foto modificata con l'intelligenza artificiale. È un paesaggio naturale straordinario ed era un luogo sacro per le popolazioni native americane. Quindi il luogo, la natura, diciamo, riversava nella mente dei nativi americani questo fascino, diciamo, dell'immenso, dello spettacolare, diciamo, accentuando quella che è una caratteristica tipicamente umana, appunto, di costruire qualcosa che immediatamente non è avvertibile nel reale che ci circonda quotidianamente. Quindi questa immagine iniziale non è un semplice paesaggio, ma è un paesaggio sacro per le comunità che lo hanno abitato. Sacro è un termine storico-religioso, fenomenologico e antropologico, riferito a una dimensione divina, oltraterrena e soprannaturale, il cui significato mira a estendere e oltrepassare quello attribuito alla realtà ordinaria, percepita l'opposto come profana. Io non mi riferisco in particolare alle religioni che hanno la loro dimensione del sacro e l'hanno strutturata storicamente attraverso profeti e narrazioni, testi, ma c'è una dimensione che forse potremmo chiamare spirituale, che riguarda una sorta proprio di struttura mentale e interiore di ogni essere vivente e cosciente, dove, e in particolar modo l'uomo, Homo sapiens, noi in particolare, dove l'aspetto simbolico è diventato così potente, anzi direi prepotente, che questo aspetto, diciamo, sacrale di questa dimensione non vista ma immaginata può diventare addirittura preponderante, se non assoluta, in varie declinazioni. Non necessariamente una persona atea non ha la sua sacralità, non necessariamente, perché è un qualcosa che è insito ed è costitutivo del nostro modo di rapportarci al reale. Non riusciamo a non essere simbolici, a non dare un valore ulteriore anche ad azioni che, come dice questa frase, sono semplicemente profane. Ognuno ha i propri riti quotidiani. Il simbolo sta alla base, appunto, della costruzione del sacro, perché è la simbologia, il simbolo che nasce con le antiche comunità umane sapiens e probabilmente era già presente una realtà simbolica anche in altre umanità come tra i Neanderthal e i Denisovani e forse anche in ominini più antichi. Ecco, però nel Sapiens questo aspetto simbolico, come vi ho detto, diventa un elemento fondativo e indispensabile. Qui mi piace molto l'immagine di questa mongolfiera con l'occhio del famoso artista simbolista francese, Odilon Redon. Il simbolo indica qualcosa che dietro al senso oggettivo e visibile ne nasconde un altro invisibile e più profondo. Noi viviamo di simboli, in fondo anche la stessa matematica è simbolica e ci permette di accedere a un mondo non concreto, ma che in qualche modo poi risponde, può descrivere anche questa realtà, ma può andare anche oltre questa realtà.
Sicuramente qui ho un'amica che di matematica ne sa miliardi di volte più di me, io sono totalmente ignorante, ma sa bene che ci sono matematiche alle quali la nostra mente non può neanche accedere, non può neanche sperare di comprendere. Quindi il lato simbolico è comunque l'elemento che genera poi un pensiero che dà origine a tutta una serie di visioni, chiamiamole così, più o meno molto diverse tra loro, che generano poi tutti i percorsi religiosi, tutti i percorsi anche politici, vogliamo, anche apparentemente profani, ma in realtà nel costruire lo stesso disegno ideologico diventano di per sé una costruzione del sacro. Partiamo dalla coscienza e qui allora faccio un riferimento agli animali, perché si pensa che la coscienza sia un qualcosa che è tipicamente nostro, che la costruzione del nostro cervello sia diventata quello che è solo con noi. In realtà la vecchia idea della scala naturale, che dai pesci una certa parte del nostro cervello arcaico rimanga tale, poi a un certo punto solo con gli uccelli iniziamo ad avere una parte del cervello che è la corteccia esterna, che immagazzina informazioni e quindi diventa poi preponderante negli uomini. Ecco, quest'idea progressiva di un cervello che si aggiunge una parte dopo l'altra e si costruisce nel tempo è, sulla base dei nuovi studi, risultata errata. In realtà la vita, già nelle fasi chiaramente negli organismi pluricellulari, come possono essere i pesci, gli anfibi, gli uccelli, i rettili, fino ad arrivare all'uomo e ai mammiferi, indicano che in realtà non esiste un qualcosa che si forma dopo, che tutte le parti del nostro cervello già sono in nuce in alcuni animali che noi riteniamo più semplici rispetto a noi. Quindi, come scrivo qua, le teorie sull'evoluzione del cervello, l'antica teoria dell'evoluzione della struttura cerebrale della scala nature mostra che lo sviluppo del cervello procede da semplice a più complesso. Questa visione errata viene confrontata con la moderna comprensione dell'evoluzione della struttura cerebrale, che rivela l'evoluzione di una struttura comune di base nel cervello dei vertebrati e l'espansione di varie regioni per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun animale. Cioè abbiamo una struttura comune di base anche coi pesci, quindi non è un qualcosa che noi abbiamo in più e ci sentiamo, quindi possiamo distinguerci, no, noi abbiamo potenziato una parte di qualcosa che già esiste. E poi è bellissimo questo libro, scritto appunto da un medico, Pensieri della mosca con la testa storta, adesso non mi spiego poi. Allora, qua analizza il problema della coscienza. Questo Giorgio Vallortigara, lui sostiene che la coscienza, cioè il fatto di avvertire di essere qui ora e quindi di avere coscienza della realtà che ci circonda, non è un qualcosa che nasce con l'uomo, ma è un qualcosa che è già presente in natura. Ma addirittura lui estremizza questa dimensione della coscienza, questa percezione e questa attivazione della coscienza. Lui dice che addirittura la prima cellula che si è formata all'origine della vita, nel momento in cui ha costruito una membrana cellulare e quindi ha creato una barriera tra sé e il mondo e ha iniziato a interagire con il fuori da sé, ecco, in quel momento è nata una prima coscienza originaria. Quindi vorrebbe dire qualsiasi animale, dal microrganismo a noi, chiaramente con una forza e con un'interazione con il reale sempre differente. E allora cos'è questa nostra grande potenzialità che ci ha portato a essere Homo sapiens? Lui dice che più che altro noi abbiamo potenziato la corteccia esterna del cervello, quella che immagazzina informazioni. Noi siamo bravi, ma siamo esattamente coscienti come il resto del mondo della natura. Semplicemente noi siamo bravi a lavorare, non solo nell'attivare quella capacità di relazionarci con gli oggetti del mondo, siamo capaci anche di quindi di giocare coi simboli e quindi di costruirci una visione che crea il passato, che crea il futuro.
Ma la corteccia esterna allora che cos'è se non è lei che ci ha determinato, che determina la coscienza, ma è un qualcosa che c'è già? Lui la vede un pochino come una memoria RAM del computer, cioè la corteccia esterna serve per immagazzinare più informazioni. Noi siamo coscienze con una grande abilità nel gestire grandi quantità di informazioni. Siamo dei computer in natura estremamente potenziati, ma non siamo gli unici detentori della coscienza. La coscienza è un qualcosa, secondo appunto questo medico, che già è presente nel mondo della natura. Quindi la natura è cosciente di sé nel momento in cui si relaziona con quello che è fuori da sé. Una volta che si crea l'individuo, in questo caso la cellula primordiale, ecco, in quel momento si ha una separazione di un sé dall'universo, dal mondo. In quel momento quel piccolo organismo, anche se non ha la capacità di immagazzinare memoria, già avverte tutto questo e avverte che esiste un mondo al di fuori di sé. Noi chiaramente non solo avvertiamo che esiste un mondo attraverso fuori di noi, ma interagiamo con questo mondo attraverso questo immagazzinamento della memoria che probabilmente ci confonde e crea anche quella sensazione di passato e quella sensazione di futuro che noi riteniamo essere concreta, ma in realtà non è, parlando anche con un fisico su questo tempo, non è così, diciamo, così chiaro come funzioni. Il tempo. Certamente poi noi come ragioniamo nella nostra testa? Ragioniamo attraverso una scala temporale e quindi osserviamo come la vita su questo pianeta ha preso forma. Pensate che la vita su questo pianeta ha una storia di oltre 4 miliardi di anni e quella prima riga rossa indica l'estinzione dei dinosauri che sono estinti 65 milioni di anni fa. Poi passano milioni di anni fino a quando inizia il periodo dell'ominazione, 7 milioni di anni fa, quindi l'uomo avrebbe potuto ricomparire sulla Terra se fosse iniziata l'ominazione subito dopo l'estinzione dei dinosauri almeno una decina di volte, quasi una decina di volte avremmo potuto essere quelli che siamo, e invece poi è accaduto solo una volta dopo 60 milioni di anni, è iniziato un percorso che ha portato quindi, per ragioni evolutive, per questioni diciamo che la scienza indica come assolutamente casuali, con un'azione casuale della modificazione degli ambienti si generano poi delle selezioni casuali che danno origine ad evoluzioni casuali e noi siamo diciamo, rigorosamente un prodotto diciamo, del caso. Questo è quello che razionalmente chiaramente uno diciamo, va a stabilire, non c'è nessuna indicazione che ci porti verso una volontà. Questo rimane, se esiste, rimane un qualcosa di non percepibile ecco, dalla razionalità, almeno in questo momento. Così è il percorso evolutivo dell'uomo. È di 7 milioni di anni, all'inizio eravamo poco più che molto simili alle scimmie antropomorfe attuali. Perché l'ominazione inizia 7 milioni di anni fa? Inizia 7 milioni di anni fa perché anche l'orologio genetico, hanno preso un Homo sapiens e un scimpanzé, hanno guardato le differenze genetiche tra i due e hanno visto che c'è una differenza genetica che sulla base dell'orologio genetico che loro calcolano si stima attorno ai 7 milioni di anni. Quindi 7 milioni di anni fa doveva esserci l'antenato comune. Sono andati a cercarlo, hanno trovato dei fossili in Chad, il Sahelanthropus chadensis, che sembra essere già un esserino che ha dei caratteri che già si avviano verso quella che è l'evoluzione, poi che darà origine a tutta una radiazione evolutiva complicatissima, fatta di ominini, di ardipitechi, australopitechi, Homo erectus, e chi più ne metta, perché l'evoluzione umana è estremamente complicata. Qual è stato uno degli elementi importanti dell'evoluzione umana? Che a un certo punto è stato necessario potenziare proprio questa RAM, cioè il cervello, la corteccia esterna. Probabilmente a livello evolutivo in certe zone dell'Africa il fatto di avere una corteccia esterna
più estesa e avere più capacità informativa era più utile forse per organizzarsi, più utile per prevedere certi meccanismi naturali, per riuscire a combinare tra gruppi di cacciatori magari l'esito di una certa ricerca o caccia. A un certo punto, attorno probabilmente tra 2 milioni e mezzo e 2 milioni di anni, avviene qualcosa che fa scattare questa selezione naturale e inizia il fenomeno, diciamo, in maniera importante, noto come encefalizzazione, cioè come un aumento della corteccia esterna. Difatti si vede che gli uomini a partire da circa 1 milione di anni iniziano comunque ad avere una capacità cranica, diciamo, più ampia in centimetri cubi, che di per sé non vuol dire niente, però questo indica un aumento di dimensione della corteccia esterna cerebrale. Quindi vuol dire che questo aumento della memoria può in qualche modo aver prodotto un inizio, diciamo, di un nuovo tipo di percezione. Tu hai più informazioni, queste informazioni interagiscono tra di loro e generano risultati nuovi, esiti nuovi. Ma quando è che iniziamo ad avere i primi elementi simbolici della storia umana? Beh, io vi riporto qua un caso molto contestato, però visto che lo trovate sui libri lo riporto. Qui siamo addirittura a 3 milioni di anni fa, quindi siamo prima del fenomeno dell'encefalizzazione, così come poi come attestato in Homo. Hanno trovato in Sudafrica, tra i resti di questi australopitechi africani, quindi ancora degli esseri che non scheggiavano la pietra, però camminavano già in stazione eretta, questo ciottolo, che chiaramente noi, attraverso quel fenomeno chiamato pareidolia, riusciamo a riconoscervi un volto. Allora, trovandolo in questo sito con resti di questi, diciamo, ominini piuttosto arcaici che erano gli australopitechi, qualcuno ha detto: ma non vuoi vedere che l'hanno raccolto perché gli sembrava di rivedersi nel sasso, che si sono riconosciuti, che la loro capacità, diciamo, era già di astrazione, era già sufficiente a potersi riconoscere, non dico allo specchio, ma addirittura in un piccolo ciottolo che hanno raccolto, diciamo, camminando nella savana. Chiaro che forse noi ce lo vediamo, magari l'Australopithecus, quello africanus, non ce lo vedeva, però, diciamo, a volte viene riportata questa informazione, quindi chissà che già le Australopitechi in qualche modo potessero arrivare a tanto. Sta di fatto che quando inizia il fenomeno, quello dell'encefalizzazione, intorno ai 2 milioni di anni, cioè quando viene in essere una specie umana nota come Homo erectus, che sarà poi la specie umana che uscirà dall'Africa e colonizzerà, sarà la prima grande colonizzazione dell'Eurasia, non delle Americhe, perché le Americhe andranno solo gli Homo sapiens. A un certo punto compare, prima in Africa e poi in altri territori, un manufatto a simmetria bilaterale, che è curioso. Beh, voi mi direte, anche i ragni fanno le ragnatele geometriche, quindi in qualche modo perché non gli uomini? Sì, è vero, ma fino a quel momento non avevamo costruito un manufatto a simmetria bilaterale. Questo comporta anche un salto cognitivo, cioè una capacità di astrazione probabilmente più marcata in Homo erectus piuttosto che rispetto ai precedenti ominini. E quindi compaiono questi strani oggetti che possono essere piccoli così come grandi così, probabilmente erano anche strumenti diversi in varie situazioni, ma che avevano quella curiosa morfologia. Sono chiamate amigdale, sono chiamati bifacciali, e quelli africani più antichi e addirittura sono di quasi 1.900.000 anni, quindi trovati tra l'altro in Etiopia, e in Europa arrivano molto dopo. I più antichi sono in Spagna, datati a 1 milione di anni dopo, 900.000 anni. Quindi nasce una tradizione culturale tra alcuni gruppi di Erectus che porta alla produzione di manufatti a simmetria bilaterale. Ma chiaro che non è l'unico elemento di novità all'interno di questi gruppi. Probabilmente questi gruppi diventano anche più abili nella caccia, più abili a coordinarsi. Ci sono le prime tracce di fuoco attorno al milione di anni, occasionali, probabilmente di gestione del fuoco. Inizia chiaramente un processo di una facilitazione. Questa nostra memoria più estesa ci aiuta a
raccogliere più informazioni e elaborarle. Questa elaborazione di informazioni poi può portare ovviamente a delle astrazioni. Tant'è vero che nel riguardare i vecchi materiali che un olandese, ma che ha un nome francese, Dubois, nell'Ottocento raccolse insieme ai famosi resti del pitecantropo Erectus, quello che aveva trovato sull'isola di Giava e che portò ad Amsterdam, sono andati a rivedere le casse sue, quelle ottocentesche, hanno trovato insieme ai resti chiaramente dell'uomo che già era valorizzato nel museo, ma hanno riguardato un po' quello che lui aveva raccolto a Giava dai livelli di 500.000 anni fa circa. 500.000 anni fa circa a Giava esisteva un Homo erectus, che era già un Homo erectus che era uscito dall'Africa, aveva girato per migliaia di anni l'Asia, era forse un qualcosa di non proprio simile a quello africano, ma comunque abile a svolgere tutta una serie di attività complesse. Ebbene, guardano questa conchiglia e osservano, vedete, delle tracce, delle incisioni regolari, e quindi qualcuno sostiene che queste incisioni non siano lì a caso, ma che Homo erectus di 500.000 anni fa si sia divertito a farle di proposito, quindi seguendo un progetto mentale, quindi come se fosse un segno simbolico. Chiaro che questa evidenza è contestata, però fa parte di quegli elementi che troviamo così, ancora se isolati, se venissero confermati da altre prove, vorrebbe dire che questa capacità comunque di astrazione, di gioco simbolico, forse è avvenuta molto precocemente. E poi un caso clamoroso. In Sudafrica, non tanti anni fa, una ventina di anni fa, trovano in una grotta che si chiama Rising Star Cave i resti di 15 individui, tutti in una camera molto interna a questa cavità, a questa grotta. E se ne occupa un professore dell'Università di Johannesburg, Lee Berger, fa entrare, perché lui era abbastanza corpulento e quindi non riesce a passare attraverso alcune strettoie, manda gli speleologi a fare questo scavo all'interno, tirano via queste ossa e scoprono una nuova specie, Homo naledi. Homo naledi che è datato tra i 300 e i 200.000 anni fa. Considerate che tra i 300 e i 200.000 anni fa in Africa già si stavano diffondendo i primi Homo sapiens, i primi Homo come noi. Però trovano questa specie molto arcaica, che era un misto tra i vecchi australopitechi e Homo. E diventa quasi un caso questo sito, perché non riescono a spiegare come mai questi esseri con una capacità cranica decisamente ridotta di un 500 centimetri cubi potessero essere stati portati così all'interno di questa grotta, in una zona che è raggiungibile solo attraverso un stretto cunicolo e poi scendendo giù per una sorta di scivolo in camere interne completamente buie. Ora, questo resta, anche se non piace usare la parola, ancora un mistero. Di questo sito se ne occupa Lee Berger, che non ha dato accesso ad altri ricercatori di fare ricerche all'interno della cavità. Lui ha proposto che addirittura esseri con una capacità cranica ridotta avessero potuto in qualche modo deliberatamente portare i loro morti all'interno della cavità. Questo vorrebbe dire che degli esseri poco più che uno scimpanzé già praticasse qualche tipo di sepoltura. Il problema è che sono molto all'interno della cavità e quindi questi avrebbero voluto usare il fuoco per vederci. Com'è possibile entrare così all'interno? E di fuoco lui ha fatto vedere che forse ha trovato qualcosa, ma in realtà non l'ha mai giustificato, non ha mai portato prove ed evidenze. Quindi questa evidenza di questi ominini che portano all'interno della grotta questi corpi dei compagni resta un qualcosa che attualmente la comunità scientifica non accetta, sebbene Lee Berger continua a sostenere, non solo sostiene che hanno portato questi morti, sostiene che hanno addirittura lasciato dei segni sulle pareti di alcune cavità, della cavità stessa, e questa specie è nota solo da quella grotta. Poi hanno trovato anche altri esemplari. Ora, avrà ragione Lee Berger, non avrà ragione? È una posizione un po' estrema quella di Lee Berger. Sta di fatto che non è un bizzarro pensare che comunque esseri
che non siamo noi o che non sono ominini vicini a noi, più vicini a noi, con una capacità encefalica diciamo, più allargata, non fossero in grado in qualche modo di trattare i loro morti. C'è il caso, ho notato, è stato pubblicato anche abbastanza recentemente, di alcuni elefanti, mi sembra indiani, che seppelliscono i loro piccoli. C'è stato un caso, è pubblicato l'articolo, trascinano questi piccoli morti vicino ai campi coltivati dove ci sono questi fossi e li scavano e li mettono a testa in giù con le zampe fuori e li coprono di terra e poi se ne vanno. Ci sono dei casi documentati con fotografie, con comportamento. Quindi c'è sembra che lo facciano per tutelare l'integrità del corpo del loro piccolo. E sono casi rari, però sono stati registrati in alcune comunità di elefanti. Quindi se lo fanno gli elefanti potrebbero averlo fatto anche degli ominini, diciamo, più arcaici di noi, non lo sappiamo. Resta difficile spiegare perché allora portarli in una parte così interna della cavità senza fuoco o senz'altro. Comunque anche qui siamo nell'ambito ancora della speculazione, però stiamo un po' avanzando e cercando un po' di esplorare questo mondo simbolico che emerge dalla nostra capacità, diciamo, di memorizzazione. Andiamo in Spagna. In Spagna c'è un caso abbastanza molto interessante. Questi sono sostanzialmente dei neandertaliani. Siamo a 400.000 anni, qualcuno li chiama ancora i Delbergensis, ma già sono i neandertaliani, quelli che poi popoleranno l'Europa, quindi hanno una capacità cranica decisamente maggiore, quindi che raggiunge questi più antichi anche i 1000-1200 centimetri cubi. Allora, in questo pozzo, che vedete qui rappresentato nel disegno, in fondo, in un unico livello, hanno trovato ben 28 corpi, 28, di uomini, questi pre-neandertaliani, buttati all'interno del pozzo. Non c'è possibilità di accedere all'interno della camera, in fondo al pozzo, da nessuna parte. Quindi sono stati deliberatamente buttati all'interno del pozzo. Si trovano questi resti, ma si trova anche quell'oggetto che vedete che sta lanciando uno di loro, cioè un bifacciale, uno di quegli oggetti che ho fatto vedere prima a simmetria bilaterale, tra l'altro realizzato su una materia prima straordinaria, cioè una quarzite bicolore. Sembra quasi un'offerta. E forse possiamo già pensare che quello che è avvenuto qua, diversamente da quello che può essere avvenuto con Homo naledi, che ha una capacità cranica più ridotta, sia già l'esito comunque di una immaginazione che porta a una ritualità legata in qualche modo a un seppellimento, a un occultamento e anche a una offerta, che è questo, eccolo qui, per i propri compagni. Quindi non sappiamo, ma qui già c'è un elemento intrigante e interessante di discussione. Poi questi sono già dei pre-neandertaliani, che vedremo che i neandertaliani a un certo punto seppelliscono. Quindi esiste questa emersione, questo emergere dell'elemento simbolico, quindi tu dai valore a questo oggetto non per il semplice fatto che tu lo devi usare, ma gli dai valore perché in qualche modo significa qualcosa che tu hai nella testa, che vedi solo tu nella tua testa, lo vede il gruppo che partecipa con te di quelle idee. Ecco, questi gruppi iniziano, diciamo, a costruire qualcosa, diciamo, che va al di là della semplice vita. Questo è l'uomo di Neanderthal come è rappresentato, diciamo, in un museo europeo dove si vede, lo hanno fatto un po' nella posizione del pensatore, quindi per alcuni l'uomo neanderthal inizia intorno ai 300.000, però ci sono molti paleantropologi che dicono che erano già neandertaliani quelli che ho fatto vedere prima, perché effettivamente geneticamente sono legati. Homo heidelbergensis è l'antico neandertaliano che in Europa diventa poi il neandertaliano, e loro rimangono in Europa per decine di migliaia di anni, si estingueranno intorno ai 39.000 anni definitivamente, quando l'Europa sarà popolata da noi, da Homo sapiens, uomo anatomicamente moderno, ma dopo che ci
ci siamo anche un po' ibridati con loro. Ecco, l'uomo di Neanderthal, purtroppo nessuno è sopravvissuto e quindi non possiamo entrare nella testa di un neandertaliano, però con l'uomo di Neanderthal, che è quello che conosciamo meglio tra gli ominini che hanno convissuto con noi, che sono più vicini a noi, che avevano una capacità cranica abbastanza, diciamo, estesa, è quello che ci dà degli elementi che ci suggeriscono che effettivamente loro avessero anche un'attività simbolica molto diversa da quella che è la nostra, però che comunque non si limitassero, diciamo, a una gestione pratica dell'esistenza. Questa è la vecchia rappresentazione dei neandertaliani come facevano una volta, è abbastanza ridicola perché qui c'era la paura. Quando Darwin scrive il suo libro diabolico sull'evoluzione, prima della vita in genere, poi addirittura dell'uomo, e allora subito c'è come una reazione, ma una reazione anche comprensibile da parte della cultura occidentale, perché è terribile pensare, per chi aveva fino a quel momento si era crogiolato in una visione biblica in cui l'uomo era il centro di tutto, era cullato da questo Dio che ci seguiva, che ci indicava la strada, trovarsi a essere discendenti degli animali, addirittura che possa essere esistito un neandertaliano. Allora il neandertaliano all'inizio viene ricostruito come con un minus abens, come un essere inferiore, come uno scherzo dell'evoluzione, uno scherzo della creazione, ma col quale non abbiamo mai avuto niente a che fare. Invece le ricostruzioni più recenti portano invece a vedere come i neandertaliani fossero degli uomini a tutti gli effetti, con i quali noi ci siamo ibridati, quindi abbiamo avuto figli. Sebbene, se li guardiamo a sé stanti nella loro, diciamo, gestione del quotidiano, nella loro cultura, sono diversi, hanno proprio dei percorsi mentali differenti, ma già, e questo è confermato, anche simbolici. Qui abbiamo un gruppo di neandertaliani, vedete che c'è un signore a cui manca una mano, perché ci sono casi proprio all'interno delle comunità neandertaliane di supporto delle persone più fragili. Pensate che hanno pubblicato recentemente un articolo del ritrovamento, hanno fatto l'analisi del genoma di un bambino trovato in Spagna, e alla Cueva, adesso mi viene in mente Cueva Morem, mi sembra, che era affetto, l'ha riconosciuto dalla morfologia dell'apparato auricolare, che era affetto dalla sindrome di Down, trisomia 21. Questo bambino è cresciuto all'interno della comunità, quindi è stato allevato e sostenuto dagli adulti. Così come ci sono casi di neandertaliani con fratture che sono stati curati dalla comunità e chiaramente sostenuti dalla comunità. Quindi non erano uomini inferiori, erano comunità molto coese, nelle quali a un certo punto emergono degli elementi decisamente simbolici. Quindi avranno avuto sicuramente, diciamo, una loro visione del mondo nuova. A Gorham's Cave in Gibilterra ci sono delle incisioni fatte di proposito, non a fini utilitaristici, ma proprio delle sorte di curiosi disegni geometrici che sono attribuiti ai neandertaliani. Alla grotta di Fumane in Veneto hanno trovato delle conchiglie fossili che hanno portato nella grotta da chilometri di distanza e hanno tracce anche di colorante rosso, quindi una curiosità per gli oggetti diversi che indica quindi un trasferimento di un significato dalla nostra testa all'oggetto. E poi c'è la storia di famosi artigli di rapace manipolati che si trovano in diversi siti neandertaliani, come se loro avessero una particolare passione per i rapaci e probabilmente ne tenevano gli artigli, se li tenevano, non li foravano, forse foravano la parte molle, se la appendevano in qualche maniera, perché alcuni risultano decisamente manipolati. Tanto è vero che qualcuno parla degli neandertaliani come del popolo delle aquile, perché effettivamente in diversi siti europei hanno trovato resti di questi di rapaci che possono essere di vario tipo, ma anche aquile. Ecco, questa è una rappresentazione famosa del neandertaliano pennuto, sulla quale io sono un po' critico, nel senso perché alla grotta di Fumane in Veneto hanno trovato anche dei resti di ali, di ossa di ali, di rapaci di vario tipo, con dei tagli in corrispondenza delle penne remiganti, cioè delle penne più lunghe degli uccelli. Allora, visto che questi uccelli non sono molto commestibili, almeno a detta nostra, però non è detto che magari questi se li mangiassero, però il fatto che i tagli siano in corrispondenza di queste
penne particolarmente spettacolari, ha suggerito agli archeologi di rappresentare un neandertaliano che addirittura indossa queste penne insieme agli artigli. Ma è chiaro che questa è un'interpretazione sicuramente suggestiva, sicuramente basata su dei dati concreti, che forse è un po' forzata per certi versi, oppure forse è meglio attendere nuove prove prima di attribuire al neandertaliano questo tipo di costume. Certamente non possiamo però escludere il fatto che i neandertaliani svolgessero attività decisamente non funzionali, ma probabilmente rituali o simboliche. Un sito clamoroso è quello della grotta di Bruniquel in Francia, dove hanno trovato a 300 metri dall'ingresso della cavità dei cerchi costituiti da stalattiti, stalagmiti, fratturate, e poi vedete con anche dei cumuli al centro, all'interno dei quali sia nei due cumuli al centro sia in alcuni punti laterali hanno acceso dei fuochi. Cioè questi sono entrati in una grotta, hanno disposto le stalattiti in quella maniera e hanno acceso dei fuochi. Ed è stata ottenuta una data, è stato fatto tutto uno studio di datazioni di 176.000 anni circa per questo tipo di attività. A quel tempo in Europa c'erano i neandertaliani, quindi un gruppo di neandertaliani è entrato nella grotta, il fuoco era già usato ampiamente, lo producevano e hanno fatto questo. Ma che funzione poteva avere? Questo sembra che loro abbiano effettivamente realizzato un qualche strano rito all'interno della cavità, quindi nella loro testa i neandertaliani già in qualche modo erano in grado di elaborare qualcosa che andasse al di là, diciamo, di una visione pratica dell'esistenza. Ecco, vedete, questa è una ricostruzione di come doveva essere con i fuochi accesi. Poi ci sono anche le pitture, su queste c'è stato grande dibattito. Non guardate gli animali, perché sono anche quella strana slitta, quello strano segno sulla destra, ma guardate solamente quella scala, quel disegno geometrico, che tra l'altro è di una colorazione diversa dal resto, e lì hanno datato una delle concrezioni carbonatiche che sta sopra e hanno visto che la data più vecchia di questa concrezione sarebbe di 60.000 anni. Se confermata questa data vorrebbe dire che quel disegno che sta sotto gli altri sarebbe un disegno molto vecchio, e visto che 60.000 anni fa in quella zona della Spagna per ora conosciamo solo neandertaliani, sarebbe un disegno di un neandertaliano, un disegno schematico. Qualcuno sostiene che lo sia, che la data sia valida, però ci sono state delle critiche in questo senso. E poi le altre figure che vedete invece sono più recenti e sono attribuite a Homo sapiens. Però è vero che nella grotta di Ardales, sempre in Francia, c'è una stalattite completamente ricoperta di ocra rossa intenzionale, che ha dato una datazione più certa di 65.000 anni. Quindi probabilmente i neandertaliani utilizzavano occasionalmente l'ocra, probabilmente con qualche scopo simbolico che ci resta oscuro. Il problema è che noi stiamo a che fare con una specie umana che è scomparsa, quindi è difficile poter entrare nella loro testa. Noi capiamo bene come si comporta un aborigene australiano, oppure possiamo immaginare come si comportasse un cacciatore del Paleolitico superiore Homo sapiens, perché ci rivediamo in loro, perché il meccanismo mentale può cambiare la struttura culturale, ma il meccanismo mentale lo rivediamo in noi stessi. Ma è più difficile capire come funzionasse a livello cerebrale un neandertaliano. Però i neandertaliani a un certo punto iniziano anche a seppellire, quindi questo è indubitabile. Scavavano nelle fosse, ci sono dei casi, non tantissimi, ma di sepolture intenzionali. Non ce ne sono altre, gli altri che seppelliscono come specie umane siamo noi, però i neandertaliani iniziarono a farlo, quindi vuol dire che c'era una preoccupazione nei confronti, diciamo, dei propri simili, e già probabilmente un'immaginazione che andava al di là, diciamo, una visione esclusivamente così realista e profana del mondo. Cioè c'è una percezione che possiamo tranquillamente chiamare di tipo spirituale. Qui sono vari casi, in Europa hanno trovato famose sepolture, tipo quella della Ferasi, quella in Israele, l'altra in Iraq. Questa è una ricostruzione della grotta in Iraq, Shanidar, perché hanno trovato nella sepoltura tanti pollini di fiori, e allora qualcuno pensa che abbiano addirittura portato offerte, però in realtà questa cosa è controversa. Comunque, poi è interessante invece questo sito spagnolo, la Cueva Descubierta, Madrid, di 40.000 anni, quindi gli ultimi neandertaliani, in una cavità, questo è il cranio di un bisonte,
hanno trovato accumulati all'interno di questa cavità tutta una serie di crani, di bisonti, di uri, di rinoceronti, di cervi, solo il cranio. Ma allora cosa ci hanno fatto? Cosa hanno portato? Solo i crani? Sì, sembra che in quella cavità abbiano forse svolto un qualche rito che riguardava il cranio degli animali. Pensate che c'è un sito, che è quello di Moran in Francia, di bisonti, un sito di caccia dove loro abbattevano i bisonti e li depezzavano, dove hanno trovato ovviamente tutte le parti dello scheletro del bisonte, perché ne portavano via le masse carne per poi essiccarle, seppellirle, poi mangiarsele dopo, mangiavano anche carne marcia, lo fanno anche popolazioni con confronti etnografici attuali. Da questo sito di caccia al bisonte mancano sempre i crani se li portavano via, e guarda caso nella grotta appunto della cueva del Descubierta vengono trovati tutti accumulati i crani di vari animali, c'era anche i resti di un bambino sepolto. Poi arriviamo diciamo quelli che almeno su questo pianeta hanno raggiunto il massimo in ambito speculativo e diciamo in pensiero simbolico. Questo è il più antico sapiens che finora è stato riconosciuto, quello del cranio, diciamo, della grotta di Jebel Irhoud in Marocco. È contestato, però effettivamente ha dei tratti che già richiamano poi la nostra specie, che si definisce tale in qualche decina di migliaia di anni dopo, ma già vedete cos'ha di sapiens questo signore. Ha questo cranio più tondeggiante, vedete al condilo mandibolare con gli molari che vanno, diciamo, che sono coperti dal condilo mandibolare. Ad esempio i Neanderthal hanno uno spazio tra l'ultimo molare e il condilo. Poi ha le fosse zigomatiche, che sono un'altra tipica caratteristica di Homo sapiens, e poi anche un accenno di mento, che è una caratteristica sempre particolare, peculiare del nostro ed è proprio questa specie che Homo sapiens, che emerge anch'essa in Africa. Probabilmente è un qualcosa che non sappiamo bene dove prima e dove. In Marocco ci sono questi elementi, ma anche in Sudafrica hanno trovato un altro cranio che sembra richiamare caratteristiche, diciamo, di sapiens arcaico, più o meno vecchio, sempre di 300.000 anni. Poi intorno ai 200.000 anni cominciamo a trovare i più antichi resti proprio di sapiens già simili proprio a noi, ma quello che ci stupisce è che vediamo che nell'emergere di sapiens a un certo punto a livello archeologico iniziano a comparire elementi fortemente simbolici, quando già dopo i 200.000 anni, intorno ai 150.000 anni, iniziamo a trovare le prime conchiglie forate utili a farsi delle collane. Per esempio tra i Neanderthal non abbiamo mai trovato elementi, diciamo, fatti nell'ambito della loro cultura e creati per farsi delle collane, non abbiamo mai trovato. Sì, c'è un sito dove ci sono degli elementi forati, ma probabilmente lì ci sono stati degli scambi con i sapiens, ma loro tendevano a non fare quel genere di cose, sebbene elementi simbolici siano presenti tra i neandertaliani. Invece noi iniziamo, ed è per quello che vi dico, quando io vedo le conchiglie forate di 150.000 anni fa trovate a Taforal in Marocco, ci riconosco, perché tutti noi adesso qui portiamo delle cose forate al collo, è una pratica usuale, ci riconosco immediatamente, perché per noi hanno un significato, quello che vi mettete addosso ha un significato, quindi iniziano a mettersi delle cose addosso per dire: guarda, io ho questo perché significa questo, perché io mi voglio distinguere da te, mi voglio distinguere dagli animali, mi voglio distinguere da... Quindi inizia un pensiero complesso, e questa diciamo concretizzarsi del simbolo diventa un elemento veramente fondativo e determinante nell'ambito della nostra specie. Qui siamo in Sudafrica, a Blombos Cave, dove hanno trovato tra i più antichi resti, diciamo, di questo simbolismo legato a questi Homo sapiens africano. In particolar modo vedete quell'oggetto che sta con quella decorazione a rombi, quello è il più antico disegno dell'umanità. Mai prima, sì, vi ricordate la conchiglia, ho fatto vedere di 500.000 anni da Java, però quello è un'ipotesi, questo no, quello è proprio un disegno. Poi si sono messi a fare anche i punteruoli in osso, che prima nessuno faceva, dei nuovi strumenti da caccia, cioè il mondo cambia e lì ci riconosciamo, vediamo che siamo noi.
quello è un osso con una decorazione geometrica in alto, ma guardate quelli che sembrano frammenti di vaso, sono decorati, non sono vasi, quelli sono oggetti che hanno 60-65 mila anni, sono dal Sudafrica, sono uova di struzzo che loro usavano come contenitori. Ma cosa facevano queste uova di struzzo? Le decoravano, ci facevano dei segni sopra e sicuramente quei segni avranno avuto certamente un significato. E poi le conchiglie forate, che diventano un elemento, diciamo, universale, ovunque poi, da quando poi compaiono, ovunque troviamo Homo sapiens troviamo conchiglie forate. Cioè il mettersi addosso qualche oggetto, lo stentarlo, e soprattutto poi diventa l'uso per esempio di coloranti diventa un elemento importante. E queste sono quelle di quasi 200.000 anni, questa è dalla grotta di Bidznume in Cave in Marocco. E poi le sepolture di Sapiens. Questa è una sepoltura trovata in Israele, nella grotta di Kafze, dove vediamo una donna sepolta di 100.000 anni fa, con probabilmente, non ho mai fatto l'analisi di DNA, probabilmente, diciamo, suo figlio, diciamo, un giovane individuo sepolto ai piedi. Quindi, e anche qua troviamo elementi ocra rossa, troviamo conchiglie forate, quindi l'elemento simbolico. Ebbene, in queste fasi in cui l'Homo sapiens poi si espande al di fuori dell'Africa, incontra le altre umanità, incontra i Neanderthal, incontra i Nasi e i Denisovani, e con loro non vede un altro essere, un altro animale. Probabilmente sì, c'era una differenza fondamentale, però quello che ci stupisce quando noi parliamo dei Neanderthal o dei Denisovani, che sono i neandertaliani dell'Asia, quello che ci stupisce nel cercare di capirli, perché erano diversi da noi, non avevano le conchiglie forate, non dipingevano gli animali, invece noi poi lo faremo. Però questi signori che seppelliscono, fanno le conchiglie forate, cioè i nostri più diretti progenitori, questi si sono incrociati con i neandertaliani, quindi vuol dire che un dialogo lo hanno avuto. Si conoscono delle ibridazioni, anche molto vicine nel tempo, ma la prova più lampante è che tutti noi qua in sala, non vedo pelle nera perché diciamo gli africani dell'Africa nera, essendo rimasti sempre in Africa, questi non si sono incrociati con i neandertaliani e dei denisovani, ma noi tutti con la pelle chiara, voi tutti avete dei geni neandertaliani nel vostro DNA che può oscillare più o meno il 2%. Quindi siamo tutti un po' neandertaliani. Potete fare, sì, ci sono dei laboratori di genomica che ve lo possono dire. E poi chiaramente iniziamo, e qua siamo nel Paleolitico superiore, qui abbiamo la colonizzazione di Homo sapiens dell'Europa, e iniziano la rappresentazione del mondo. Iniziamo a fare dei disegni, a fare delle piccole sculture che rappresentano quello che sta attorno a noi. Ma non è una rappresentazione a volte così immediata, cioè qua disegno il cavallo, disegno il bisonte. No, in questo caso, che viene dalla Germania, da questa grotta Hohensteinstadel in Germania, qui hanno trovato una zanna di mammut che è stata lavorata nella forma di un essere che è mezzo uomo, mezzo animale. Qualcuno dice, l'interpretazione più comune è che sia un leone, infatti il leone viene rappresentato in varie anche grotte di quel periodo. Qualcuno dice no, ma sembra più un orso, ma mi sembra più un felino. Allora, se io colpisco una statuetta di quel genere, mettiamoci nella testa di quel signore che l'ha fatto, dovevano esistere delle storie che si raccontavano, quindi il linguaggio era abbastanza estero, che narravano di un essere a metà tra l'uomo e il leone. L'uomo iniziava a costruire la mitologia, una mitologia fortemente legata alla natura, quindi si stava costruendo quel mondo simbolico che darà origine a tutto il resto nella storia umana, a quella pletora di immaginazione che ci ha portato appunto e ci porta ancora adesso, ci fa navigare e ci fa così sentire stretta questa realtà e a immaginarne, diciamo, di ulteriori. Questa è una rappresentazione femminile, un po' grottesca, però è la più antica Venere mai trovata al mondo. Viene sempre dalla Germania, da questo sito Hohlefels, da questi seni giganteschi, questo pube esagerato, quindi forse è una rappresentazione della femminilità. Eccola qua. Compare nello suo periodo anche la musica, cioè magari c'era già la musica anche prima, battevano, avevano qualche strumento, però troviamo i flauti,
Cioè troviamo i flauti, queste sono cose vecchie di 40.000 anni, troviamo i flauti. Ci sono diversi flauti, quindi anche la musica viene, in qualche modo, diventa un elemento importante in queste comunità. Ma solamente in Europa l'uomo produce queste grandi cose? No, Homo sapiens si espande anche in Asia. Espande in Asia e arriva in Australia tra i 50 e i 60 mila anni fa, colonizza tutto il sud-est asiatico, arriva in Cina. Ebbene, qui addirittura a Sulawesi, nel sud-est asiatico, dipinge una grotta. Dipinge questo cinghiale selvatico che è datato addirittura a 45.000 anni. Adesso sì, credo che sia l'ultima datazione, perché forse ne hanno alzata un po', forse 50.000. Hanno rifatto le datazioni del carbonato di calcio, che addirittura è più vecchio questo disegno delle cose che abbiamo in Europa. Cioè, è la rappresentazione di animale più antica esistente al mondo, finora datata. In origine ci fu il porco, quindi questo è un maiale, cioè questi rappresentavano il maiale. In realtà vedete ci sono anche delle mani, poi ci sono dei personaggi, cioè la scena è complessa, io vi ho fatto vedere solo questo. Poi iniziano anche una autorappresentazione della figura umana, già abbiamo visto le Veneri, abbiamo queste statuette, questa è un po' più recente, siamo intorno ai 25.000 anni, ma ormai siamo nel pieno del Paleolitico superiore, di società dove il simbolismo era all'ordine del giorno, fino addirittura alla produzione anche di statuette in argilla e le famose grotte dipinte, ma qua siamo 17.000 anni fa, quindi neanche tanto per un preistorico, 17.000 anni sono, anche perché poi pochi migliaia di anni dopo succede qualcosa di rivoluzionario in Vicino Oriente. Questi sono cacciatori e raccoglitori che probabilmente usarono questa grotta come una sorta di luogo di rituale. Hanno trovato tracce di impalcatura per dipingere le parti del soffitto, hanno trovato tutta una serie, hanno trovato una corda. Questa è la famosa grotta di Altamira. Siamo ancora più vicini. I Balzi Rossi, Bacocisi Testati, quindi abbiamo molte tracce e la sepoltura famosa dell'uomo di Mentone, che sappiamo essere una donna adesso, perché è stata poi scavata a Parigi, perché era stata portata a Parigi, quindi l'elemento simbolico è potente. Vedete queste cuffiette, ce l'ha il giovane principe che è un maschio, ma ce l'hanno anche le donne, quindi probabilmente il ruolo delle donne in queste società di cacciatori e raccoglitori era un po' diverso da come la pensiamo, diciamo, non la pensano in certe società attualmente. E questa è la grotta dei fanciulli, con la famosa sepoltura dei bambini, con queste centinaia di conchiglie probabilmente cucite sull'abito. Uno dei bambini è stato ucciso da una freccia che l'ha colpito sulla spina dorsale. E poi le famose statuette dei Balzi Rossi sono a Parigi, se volete vedere gli originali non le abbiamo più perché chi le trovò nell'Ottocento poi se le portate via, un po' le ha vendute. E questa è la rappresentazione, cioè chiaramente una simbologia. La grotta del Caviglione. La grotta del Caviglione ai Balzi Rossi è famosa anche perché all'interno ha la rappresentazione di un animale. È ridicolo a volte pensare alla sessualità come un elemento simbolico, ma la sessualità spesso è stata rappresentata nel simbolico. I Balzi Rossi hanno questa strana forma, che ovviamente non vi dico a cosa possa assomigliare, e uno può sorridere di questo, ma vedete, questo animale che qualcuno dice che è un cavallo, qualcuno dice che è un'alce femmina, però vedete quelle incisioni sono ripetute, al di là dell'animale, anche in altre parti della cavità, in particolarmente in questa strana fessura che è la grotticella Blanc Cardini, e all'interno le pareti sono completamente ricoperte di questi segni verticali, come se fosse un rito entrare dentro e inciderla per un qualche funzione, certamente non pratica, forse portava bene, come andare in una certa chiesa o toccare il piede della statua di San Pietro in bronzo a Roma. Ecco, era un qualcosa che veniva fatto. Questa grotticella appunto è completamente ricoperta di segni, ecco, vedete alcuni dei segni che stanno all'interno, ma ce ne sono centinaia all'interno e sono praticamente riferibili a una fase avanzata del Paleolitico superiore.
Voi mi dite, vabbè, potrebbero rappresentare elementi sessuali, ma effettivamente ci sono dei casi come questo in Francia, a Ségognol, dove chiaramente loro hanno fatto questi segni per rappresentare un organo sessuale femminile. Qui siamo in un riparo, vedete che hanno inciso la parete in modo tale che da rappresentare un pube che raccoglie le acque che percolano dalla cavità e che poi scendono in una vaschetta che sta sotto, che qui non si vede, e a fianco hanno rappresentato 2 cavalli. Poi in altri, diciamo, ripari, sempre nella stessa zona, ci sono incisioni lineari e altri simboli, però ecco, chiaramente l'elemento, diciamo, sessuale è sicuramente un elemento che è importante, lo sappiamo da confronti etnografici e altro, quindi non è escluso che alcune rappresentazioni in qualche modo si riferiscano a questo, con non quell'imbarazzo che è tipico appunto della nostra società, ma con quella apertura e libertà che forse è caratteristico di molte popolazioni diciamo, non allineate alla nostra cultura e ancora presenti sul nostro pianeta. Poi il famoso giovane principe, anche lui è stato sepolto con tutti gli onori, con i famosi, cioè quegli strani oggetti che sono questi bastoni di comando, così chiamati, in realtà sono dei frammenti di palco d'alce forati, poi una lama e altri oggetti in avorio. Quindi il simbolo accompagna sempre l'uomo durante il Paleolitico superiore in qualsiasi forma, fino ad arrivare a sepolture complesse come la triplice della Barma Grande, dove anche qui non ne sappiamo il motivo, come mai ci siano 3 individui sepolti contemporaneamente, una catastrofe, è stato sacrificato 1 o 2 di loro, c'era stato un qualche rito, e poi quella famosa di Don Livestonice, aspettate, ho saltato una, no, giusta, in Moravia, la seconda triplice sepoltura nota, sono 3 uomini, come hanno indicato le analisi genetiche, sepolti in una maniera stranissima. Ecco, vedete come li avevano messi, l'uomo sulla destra è rivolto con la faccia in giù, quello al centro, vedete, ha risposte supino, con quello a lato che tiene la mano, diciamo, sul pube dell'uomo al centro, e dove hanno riversato una quantità importante di ocra rossa, e quindi la ritualità è fondamentale. Ora, perché anche qui abbiamo 3 morti resta un problema. C'è chi ha pensato, un caro amico antropologo, Enzo Fornicola, propose anche l'idea del sacrificio umano, quindi il sacrificio di una vita umana, dove probabilmente sacrificata perché esisteva un individuo, perché l'individuo al centro è un individuo che ha una menomazione, quindi l'individuo menomato è un individuo che in quelle società di cacciatori e raccoglitori probabilmente gli veniva attribuita una valenza magica, era forse colui che poteva essere considerato un po' l'uomo medicina, o quello che era stato benedetto dagli spiriti per guidare il gruppo nel suo percorso, diciamo, quotidiano. E pensate che leggendo un testo che famoso, qualcuno lo conoscerà, un testo scritto da un italo-russo, l'educazione siberiana, non so, qualcuno ha avuto modo di leggere, famoso, dove racconta di questa comunità di siberiani che era stata confinata vicino alla Transnistria nella Russia meridionale. Ebbene, questa comunità un po' di mafiosi, perché poi aveva un'etica mafiosa, sebbene loro la vivessero come una loro religione, e tutto si poteva fare, andare a rapinare le banche, uccidere il nemico, ma se una persona nasceva con delle menomazioni eccetera, assolutamente diventava intoccabile, e questo faceva parte proprio della mentalità siberiana. E visto che i siberiani sono quelli che hanno raccolto la tradizione dei cacciatori e raccoglitori, non mi stupisce ritrovare nelle sepolture paleolitiche delle persone con difetti fisici che sono state in qualche modo considerate speciali, ma questo lo vedremo anche in altri contesti. Vabbè, adesso qui vado un po' più veloce. Questa è la necropoli delle Rene Candide, dove alla fine del Paleolitico addirittura abbiamo delle necropoli dove vengono sepolti più individui, e dove alcuni individui probabilmente erano imparentati l'uno con l'altro, dove quando seppelliscono quello nuovo spostano le ossa di quello precedente, prendono un osso di un individuo, lo portano vicino alla tomba probabilmente di una persona che sanno con la quale era imparentato, quindi una ritualità complicata. Questo è tutto quello che hanno trovato come
resti accompagnanti nella necropoli delle Arene Candide, quella datata a 12-13 mila anni. Tutti quegli animali che vedete sono stati trovati in pezzi, in frammenti nelle sepolture, quindi probabilmente esisteva tutta una sorta di meraviglioso mondo totemico e ogni animale aveva avuto il suo significato, quindi il fistione turco per i suoi colori, lo smergo maggiore, hanno trovato una testa di gabbiano reale, i palchi dell'alce, dei resti di cucciolo sia di cervo sia di cinghiale, resti di orso e poi tantissimi ciotoletti allungati che raccoglievano sulla spiaggia e portavano lì. E poi, per venire alla fine del mondo paleolitico, la scoperta che avevamo fatto all'Armaveirana, all'interno di Albenga, della sepoltura di una neonata datata appunto a 10.000 anni fa. Questo è il momento della scoperta di una neonata che, nonostante avesse neanche 50 giorni di vita, è stata sepolta con tutti gli onori, con questo fagotto, con tutte le conchiglie cucite addosso, conchiglie che erano state portate da adulti perché sono usurate. Le avevano creato questo vestitino, poi questa bimba è morta, però non è stata buttata lì. No, era già diventata un parte del gruppo, sebbene fosse donna, femmina, sebbene fosse così piccola. Quindi la comunità di cacciatori e raccoglitori ha dato un valore immenso a una nascitura ed è stata sepolta in maniera assolutamente particolare. Spostiamoci in Vicino Oriente, nel Vicino Oriente così martoriato, così disperatamente, diciamo, colpito dalla storia e dalle vicende che ci scuotono tutt'oggi. Qui siamo in Israele, dove a un certo punto, dopo i 14.000 anni, si formano delle comunità stabili di cacciatori-raccoglitori. Ma questo avviene anche un po' in tutta la zona della Mezzaluna Fertile, in tutta quella zona che sta attorno alla Mesopotamia. Le comunità all'inizio pensavano fossero stati già i primi agricoltori, poi si è visto che questi non coltivavano niente, avevano tutto lì, una sorta di giardino dell'Eden, e creano questi villaggi, vanno a caccia di gazzelle, raccolgono i cereali che nascono intorno a casa e queste comunità note appunto prima come natufiane, poi c'è una fase chiamata chiamiana, che è la fine di questo, ovviamente sviluppano un simbolismo particolare che all'inizio è molto simile, anche se con caratteristiche diverse, a quello del Paleolitico superiore europeo. Però a un certo punto, alla fine della glaciazione, quando sembrava che ormai si andasse verso un periodo caldo e quindi queste comunità prosperavano, avviene un fenomeno di raffreddamento del pianeta che qualcuno lega al fatto che queste comunità così floride, che possiamo immaginare come in una sorta di giardino dell'Eden, a un certo punto si ritrovano ad affrontare delle difficoltà. Queste difficoltà li portano, prima ancora di cambiare la loro economia, di trasformarsi nei primi davvero agricoltori e allevatori, nel trasformare la loro mitologia, la loro religione, e quindi inizia un processo probabilmente di nascita di una nuova ritualità, di nuove divinità. Questo, infatti, siamo alla fine di questo periodo natufiano, è stata trovata la tomba di questa donna, questa sempre in Israele, da Hilazon Tachtit, che è una tomba davvero, diciamo, scioccante da molti punti di vista. È una donna completamente deforme, vedete, con le gambe storte, il bacino piegato, che però è stata sepolta in una maniera stranissima, con questi gusci di tartaruga, con un piede mozzato di un altro essere umano, con una ala di aquila, con una coda di bovino, con addirittura una parte di leopardo, cioè è sepolta con tutta una serie di elementi che avevano una forte simbologia, e guarda caso questa sciamana, forse questa donna che forse in qualche modo aveva avuto un ruolo particolare all'interno della comunità, la troviamo in questa fase conclusiva, in questa fase critica di trasformazione di queste comunità in qualcosa che vedremo tra poco. Ed è proprio attorno agli 11.000 anni da oggi, cioè a conclusione di quella fase fredda, che soprattutto nella zona dell'Alto Eufrati, dell'Alto Tigri, avviene una rivoluzione dei simboli, una rivoluzione che però di cui c'è traccia anche in altre parti della Mezzaluna Fertile. Poi in quella zona turca
che conoscete bene, gli Göbekli Tepe, gli addirittura queste popolazioni di cacciatori-raccoglitori ancora iniziano ad erigere dei templi veri e propri. Ma è quello che stupisce, che l'aveva già compreso un archeologo francese, Coven, prima ancora che trovassero Göbekli Tepe. Lui si era già accorto che alla fine del Natufiano e quando inizia quella nuova fase, c'era stata una rivoluzione dei simboli, è come se avessero creato dei nuovi dei. Quindi il simbolismo dà origine a un nuovo pantheon. Ma perché creare dei nuovi dei? Probabilmente perché la società in qualche modo doveva ristrutturarsi in un'altra maniera. Non sappiamo se in maniera gerarchica, con una gerarchia fittizia. E comunque queste divinità non sono più, diciamo, le gazzelle o gli animali così di aspetto pacato e sereno che troviamo nel Natufiano, no? Diventano animali aggressivi, animali velenosi, animali pericolosi. Quindi come se questa trasformazione indicasse la formazione di una nuova religione dove l'elemento, diciamo, del terrore, l'elemento della paura, l'elemento dell'avvertimento diventasse fondamentale. Ma soprattutto quello che colpisce è la costruzione di questi templi che venivano costruiti, pensate, questi pilastri venivano innalzati, poi li vedete in piedi, dice, ma com'è possibile? Quando guardiamo i templi greci-romani hanno tutte le colonne abbattute, qui invece li troviamo in piedi, perché costruivano questi templi, quindi scavavano questi blocchi di pietra alti anche 6 metri, li portavano lì e lì inserivano in queste fessure, poi le decoravano, poi finita chissà quale serie di riti li seppellivano volutamente, è per quello che li troviamo in piedi. Qui ne vediamo alcune immagini di questi pilastri che sarebbero pilastri antropomorfi, perché in alcuni casi hanno le braccia, quindi rappresenterebbero delle divinità, degli antenati, chissà cosa. Però su questi pilastri compaiono, vedete, animali, come in questo caso questo felino che digrigna i denti, affamato. E in questi luoghi hanno trovato una grande quantità di macine di cereali che venivano raccolti nella zona, selvatici, e venivano processati per fare farine, quindi per realizzare chissà delle focaccette o del porridge o addirittura, diciamo, venivano fermentati per produrre delle bibite alcoliche. Quindi abbiamo una ritualità, diciamo, che genera una nuova sostanzialmente religione. Questa simbologia che vediamo manifestarsi a Göbekli Tepe nell'area turca, adesso stanno trovando numerosi altri siti, sembra poi perdurare per centinaia di anni e la ritroviamo in siti turchi anche, diciamo, più giovani rispetto a Göbekli Tepe, anche di 2000 anni. E vedete poi ci sono degli avvoltoi, poi vedete se c'è uno scorpione e poi si nota in fondo, ecco, vedete in basso a destra del pilastro un uomo senza testa. Probabilmente quello che si vede, che sembra una gamba, in realtà è un membro eretto maschile. Questo lo dico perché hanno trovato delle statue recentemente dove ci sono raffigurazioni di maschili col membro eretto. Ora, quale simbologia potesse avere non lo sappiamo, ma probabilmente è così. Ma il fatto che non avessero testa, poi lo scopriremo, perché vedremo che questa ritualità del culto della testa diventa uno degli elementi di questa religione. Ecco, qui vediamo un pilastro dove chiaramente si notano le mani, le braccia, quindi, e soprattutto un curioso mantellina davanti, una cintura. Queste sono tutte rappresentazioni che nascono all'interno di una società che a livello economico è ancora di cacciatori-raccoglitori. Poi queste comunità saranno quelle che poi avvieranno quel processo che darà origine all'agricoltura e all'allevamento. Ma da quello che osserviamo finora sembra che il cambiamento, la trasformazione ideologica, cioè abbia agito prima di quello che è stata la trasformazione economica, quindi ribaltando un po' la visione marxista dell'idea che la struttura poi modificasse la sola struttura. Ecco, vedete qua una rappresentazione, diciamo, più un disegno di come dovevano essere questi templi, con questi pilastri centrali contrapposti. E poi vediamo qua uno di questi templi che è stato defunzionalizzato. Dopo essere stato usato lo hanno riempito, poi ne hanno fatto un altro, e sembra di questi Göbekli Tepe ne abbiano trovati altri nell'area e stiano trovando altre tracce. È proprio vero che quando le cose non si vogliono vedere non si vedono, poi iniziano a vedersi, si trovano un po' ovunque. Però
portiamoci a 2000 anni dopo, in un altro famoso sito turco, Çatalhöyük, dove chiaramente si forma una delle prime comunità proto-urbane della storia, sono già agricoltori, già allevatori, siamo in un momento di passaggio tra quello che è chiamato il neolitico preceramico e il neolitico ceramico, vivevano in queste curiose case dove si entrava dall'alto. Bene, questo sito qua è interessante perché all'interno si trovano anche lì delle zone, diciamo, sacrali, dove vengono rappresentati dei bovini. Bovini sono rari ma rappresentati già a Göbekli Tepe 2000 anni prima. E probabilmente, parlando anche con lo scavatore Jan Hodder, lui sostiene che quel bovino che viene dipinto su alcune pareti di queste case non sia il bovino quello allevato, domestico, ma sia il bovino selvatico. E chiaramente doveva avere una valenza simbolica importante. Poi vedete che è rappresentato in grande e tutti questi piccoli omini intorno con i grembiulini di leopardo, perché poi c'è questo culto del leopardo che compare in alcuni elementi. E poi vedete che alla base, cioè sotto i pavimenti delle case, venivano poste delle sepolture, quindi alcuni individui, non tutti, venivano sepolti nelle case. La casa diventa il luogo dove si vive, ma diventa anche il cuore della famiglia, diventa l'elemento simbolico in sé che raccoglie, quindi che alberga sia i morti sia i vivi, ma all'interno di una simbologia complessa che probabilmente aveva già una storia di 2000 anni. Poi troviamo questo affresco dove si vedono degli avvoltoi che stanno mangiando dei corpi senza testa. Cosa significano? Vi ricordate che a Göbekli Tepe 2000 anni prima c'era quell'uomo senza testa, c'erano gli avvoltoi? Probabilmente è la stessa, diciamo, trama, è la stessa mitologia che viene declinata in maniera diversa, che ancora persiste dopo centinaia di anni. In fondo la croce di Cristo, in qualche modo per 2000 anni, diciamo, la ritroviamo, ecco, rappresentata in vari contesti, quindi la simbologia regge, diciamo, una simbologia legata a una tradizione cultuale, ha la forza di mantenersi nel corso dei secoli pur nelle variazioni. Ecco, la cosa più interessante è che allora dicono: ma come mai vediamo degli avvoltoi che mangiano degli uomini? Vediamo questi morti come li hanno trattati. Allora cosa scoprono? Che ci sono dei morti senza testa, che ci sono dei morti con più teste, che quindi c'era questa pratica di togliere a volte le teste, a volte di giungere delle teste ad una sepoltura, ma soprattutto guardano i morti come sono stati trattati e osservano che cosa? Osservano che questi morti, prima di essere sepolti nelle case, non prendevano il corpo, lo mettevano nella casa che poi marciva, magari puzzava in maniera intollerabile. No, prima veniva esposto probabilmente all'esterno, veniva fatto mangiare dagli avvoltoi, quando il corpo era completamente scarnificato veniva preso e sepolto all'interno delle case. Ed è per questo che abbiamo quella rappresentazione che forse ci racconta proprio di questa ritualità particolare. Beh, il cadavere esposto è una pratica sepolcrale che è diffusissima a livello planetario, è molto diffusa, cioè raramente, cioè noi troviamo poche sepolture per il Paleolitico, ma probabilmente molti venivano esposti all'esterno. E qua vediamo, quindi ci ricordiamo del sito di Göbekli Tepe e vediamo la rappresentazione degli avvoltoi che mangiano. Poi c'è anche una famosa pittura in cui sembra rappresentato il villaggio e dietro vedete una montagna, quella a destra sembra eruttare. Effettivamente lì dietro, sullo sfondo del villaggio di Çatalhöyük, c'è un vulcano che ha eruttato esattamente nel periodo di frequentazione del villaggio, quindi dovrebbe essere la rappresentazione di un'eruzione del vulcano. Però Jan Hodder, che è colui che ha scavato il sito, non ci crede, lui dice di no, che secondo lui è una pelle di leopardo. Per lui è un post-processualista, qui andremo nel difficile, non avete idea. In realtà il post-processualismo, diciamo, tende a accogliere interpretazioni anche discordanti. D'altronde noi non conosciamo, non ha mai conosciuto gli uomini che hanno abitato lì, bisognerebbe farcelo descrivere da un abitante di Çatalhöyük, da chi l'ha fatto, che cos'è realmente. Però effettivamente che rappresenti la montagna è abbastanza credibile. Sarebbe questo Hasan Dag. Vedete che quella montagna sulla destra è chiaramente un cono vulcanico ed è quello che si vede eruttare nel disegno. Quindi qui la fotografia è presa proprio dal villaggio.
Questa è già storia, sì, quindi è una rappresentazione, vabbè, questa è una cosa che ho fatto vedere. E poi abbiamo queste divinità grasse femminili, elementi femminili importanti che hanno fatto pensare a una società dove la donna con quell'elemento femminile avesse un ruolo importante all'interno del gruppo. E soprattutto parlando appunto con Ian Hodder, che ha pubblicato diverse riguardi diverse cose a riguardo, immagina anche una società egualitaria, perché tutte le abitazioni all'interno di Città Luyuk hanno la stessa dimensione, anzi c'è una fase in cui qualche casa tende ad allargarsi, ma la fase successiva la riportano alle dimensioni precedenti. Però si trovano spesso e volentieri queste Veneri grasse, quella con questi animali ai lati sembrano appunto due montoni, che è questa famosa. Ecco, questa è una delle sepolture, quelle senza testa, vedete, questa gliel'hanno tolta. Questa è una sepoltura con 3 teste, cioè non nascevano uomini con 3 teste, ovviamente gliel'hanno messe, le altre 2. E qua vedete come li faceva, c'è la casa e poi sotto queste piattaforme dove loro vivevano si trovano le sepolture. La casa come luogo di culto degli antenati è un qualcosa che ritroviamo anche nel Neolitico dei Balcani, per esempio, dove ci sono in alcuni tel delle sorte di zone sacrali dove vengono rappresentate in ceramica le case con la divinità sul tetto. La casa diventa un qualcosa che diventa parte della famiglia stessa. C'è tutta un'area europea dove sembra che le case a un certo punto venissero distrutte di proposito per ricostruirne altre in una sorta di ritualità rigenerativa. Forse anche magari serviva anche per una sorta di sanificazione. Sì. E qua abbiamo praticamente l'espansione del Neolitico in Europa, e anche nel Neolitico europeo abbiamo questa dimensione sempre della ritualità e della sacralità che si diffonde, fino ad arrivare a una sepoltura famosa italiana del Neolitico medio a Vico Fertile, dove è stata trovata una statuetta femminile all'interno qui appunto di una tomba femminile, dove anche qui il ruolo della donna sembra aver avuto un valore, diciamo, diverso da alcune società. Veniamo alle ultime cose, qua andrò rapidamente. Questa nella storia umana poi ovviamente si arriva, abbiamo visto comunque Homo sapiens in vari contesti abbia generato comunque evidenze archeologiche che testimoniano una sacralità rituale. Questi, siamo nell'età del rame, ci sono le camere mortuarie con un'accumulazione di ossa umane in area alpina. Queste sono appunto sempre alcune queste camere dove venivano raccolti i morti. Le tombe a Grotticella dell'Italia centro-meridionale, siamo tra il IV e III millennio a.C., quindi con delle necropoli vere e proprie, con delle ritualità complesse, addirittura una tomba con il cane e altri oggetti in bronzo, anzi in rame, rituali, anche uno scettro. E quindi la deposizione di questi corpi all'interno di queste grotticelle, quindi questa preservazione del corpo e poi questo aggiungerlo, vedete, ai morti precedenti per mantenere una continuità della famiglia. Poi il fenomeno delle statue stele, quindi del culto dell'antenato, che è importante e che, diciamo, si trova in varie parti d'Europa dove hanno prodotto stele in pietra, non è escluso che altrove le producessero in legno e non si sono conservate. Queste sono quelle trovate a Groppoli, che hanno a un certo punto abbattuto. C'è un documento altomedievale che racconta dell'abbattimento degli idoli pagani. E poi chiaramente il San Michel, non so se siete andati a vederlo, San Martin de Corleran, tante cose l'avete vista, con queste tombe a forma di pugnale, probabilmente. La Valle delle Meraviglie, che è uno spettacolo con tutte le incisioni che vanno dal Neolitico fino all'inizio dell'età del bronzo, quindi con la rappresentazione del simbolico sempre presente, fino ad arrivare ai grandi monumentali, diciamo, fenomeni del megalitismo che caratterizzano soprattutto la zona non solo, diciamo, del nord Europa, ma anche alcune aree mediterranee come Karnak in Bretagna, con le tombe dolmeniche,
fino ad arrivare a Stonehenge, che indubbiamente è un luogo, anche questo nasce probabilmente dalla collaborazione di comunità di un territorio, probabilmente un po' Göbekli Tepe nell'11.000 anni fa nasce da una collaborazione di comunità che si uniscono grazie alla costruzione di un qualcosa di palesemente simbolico. Stonehenge con la strada sacra, che forse è l'unica allineata con il solstizio, e le feste che facevano, perché adesso non le possono più fare perché hanno cintato l'area e quindi non possono più fare la festa del solstizio, la fanno, diciamo, da un'altra parte. Grazie per l'attenzione. Grazie professore. Vedo che la sala è ancora piena e nessuno se ne va, è stato interessantissimo. No, è stato affascinante. Veramente un percorso sulle nostre origini, veramente spiegato in modo coinvolgente, affascinantissimo. Io non so qui se noi dobbiamo andare via, ma abbiamo avuto una conferenza su Göbekli Tepe di Maggi. Io ci sono anche stata. Siamo andati a Saint-Martin-de-Corléans, abbiamo visto, siamo andati ai Balzi Rossi, siamo andati a Luni, abbiamo già fatto un percorso anche come associazione, un percorso che portiamo avanti direi con molto interesse. Io non so se posso dare la parola a qualcuno, dobbiamo andare via. Ecco, se qualcuno vuole allora intervenire, perché sono sempre preoccupata dal... ecco. Come è scomparso l'uomo di Neanderthal e gli altri uomini, homines? Allora, probabilmente ha durato decine di migliaia di anni, probabilmente scompare nel momento in cui noi arriviamo e in qualche modo può anche darsi, c'è stato qualche scontro, guerre no, probabilmente questi erano pochi, molto dispersi e a un certo punto noi li tagliamo fuori, li chiudiamo in alcune nicchie e a livello proprio numerico si riducono al punto da non riuscire più a riprodursi, se scompaiono in quella maniera. Può anche darsi, ci sono stati degli scontri o altro, però ci sono anche state delle ibridazioni, quindi ci sono stati anche degli incroci, quindi è un problema complesso. Ci stiamo lavorando, lavoriamo proprio a un progetto che si chiama Last Neanderthals. Invece quegli elefantini... Elefantini, se volete ti mando poi l'articolo, se lo vuoi distribuire ai soci, è interessante. Ci sono le fotografie di questi elefanti sepolti con le gambe fuori. Dove questo? Ma in India, mi sembra in India che l'abbiano trovato. Elefante indiano, sì. La sepoltura dopo averli tenuti in preda degli avvoltoi, eccetera. Ha fatto... che io avevo letto zoroastriani. Sì, zoroastriani, sì. Sì, probabilmente sì, cioè concedere alla divinità del cielo attraverso gli uccelli di cibarsi dei corpi, però i corpi hanno trovato proprio su tracce del becco degli avvoltoi sui corpi sepolti, quindi hanno trovato dei siti dove hanno accumulato tantissime teste, ma in tutta la mezza luna fertile in quel periodo si trova questo culto delle teste. C'è un bel libro di un'antropologa inglese, si chiama Teste e Mozze, adesso non mi ricordo più, che parla dell'interesse dell'uomo che ha sempre avuto per la testa. La testa è un qualcosa che nella testa noi pensiamo, nella testa noi immaginiamo di essere, e quindi questa testa diventa sempre un elemento simbolico. Io conservo la testa del santo, se devo punire qualcuno poi espongo la sua testa sulla picca sul ponte di Londra, cioè la testa è sempre un qualcosa, negli antropologi dell'Ottocento raccoglievano solo teste, del resto del corpo non gli interessava, c'erano queste collezioni di teschi degli antropologi dell'Ottocento perché il teschio secondo loro diceva già tutto. La testa è sempre stato un elemento che ha generato interesse. Pensare ai neandertaliani che raccoglievano le teste degli animali, se le portavano lì alla cueva della scoperta, quindi la testa, perché noi vediamo dalla testa, quindi noi sentiamo la testa come fosse la sede, può essere della nostra coscienza. Sì, la testa da conservare, sì, perché veniva accumulata, probabilmente veniva conservata e tenuta da parte, poi messa magari insieme al parente nell'altra sepoltura, e tolta, chissà con quale logica, non sappiamo. Altre domande? Siete distrutti? Sì, sto troppo lungo? Vicino a lungo, lunghissimo,
Quindi io ringrazio moltissimo il professore, veramente abbiamo incominciato diciamo alla grande con una conferenza affascinante e coinvolgente, ecco, veramente c'è ancora un sacco di gente, il che vuol dire che è molto interessante. Chi vuole se la rivede, chi non c'era può vedere sul nostro sito oppure sul nostro canale YouTube, ritroviamo queste cose. Allora, noi ci diamo appuntamento a martedì 28 ottobre, quindi sempre qui, in occasione del Festival della Scienza. Gli intrecci tra l'essere umano e gli altri animali, si parlerà appunto di coscienza dell'uomo, gli altri animali, insomma, un po' saremo collegati a questo tema. Nel frattempo vi manderemo il programma della gita di novembre, così vi potrete prenotare. Quindi grazie ancora dell'ospitalità, abbiamo il professore segretario e grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Qualcuno è andato via, ma qualche il presidente se n'è andato perché